Si chiama Cent'anni di Veneto Agricoltura. Il volume è a cura, tra gli altri, della docente dell'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Elisabetta Novello, che ripercorre la storia di un ente della regione nato alle soglie del ventennio fascista, quale istituto di ricostruzione e rinascita, oggi conosciuto come Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario. Attraverso la sua crescita, narrata anche in un video, con la partecipazione dei vari direttori generali, si vivono i momenti cruciali della storia del XX secolo attraverso due guerre mondiali, il boom degli anni 60 e la crisi economica dei 70, fino all'epoca Covid che stiamo tuttora vivendo. Questa realtà si è praticamente occupata di tutto, dai boschi ai fiori, come ha spiegato l'attuale direttore generale Nicola Dell'Acqua, soffermatosi sul delicato momento vissuto dalla zootecnia, cioè l'allevamento animale, o dall'agricoltura di montagna, per arrivare ad altri settori in difficoltà attraverso anni e decenni nei quali il comparto ha vissuto un'importante evoluzione approdata al tema della sostenibilità ambientale e sociale. L'ente è impegnato nel dettare le linee guida dello sviluppo dopo aver allargato in maniera interessante il proprio raggio d'azione attraverso la collaborazione con l'università. Agricoltura settore resiliente in tempi di Covid, ha ricordato l'assessore regionale competente Federico Caner, nel ricordare che oggi i temi sul tavolo sono il risparmio energetico, l'energia circolare e la cisgenesi, basata sul trasferimento di uno o più geni di un individuo di una determinata specie nel genoma di un individuo della stessa. È importante perché significa capire quelli che sono i nostri usi, costumi, tradizioni, l'evolversi dell'agricoltura in Veneto, necessarie anche per tramandarla ai nostri giovani che stanno ritornando sempre di più in agricoltura, e noi abbiamo il compito, anche grazie a questo ente, di continuare a fare ricerca, innovazione, perché l'agricoltura sta cambiando e il compito nostro è quello di accompagnare appunto i giovani e definire quella che è la nuova linea di sviluppo dell'agricoltura veneta. Ho dovuto coniugare quella che era la storia di un ente che nasce come ente regionale, diventa poi nazionale, ritorna poi ad essere regionale nuovamente, e attraversare diversi periodi della storia d'Italia molto complessi, le due post-guerra, quindi la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, i piani verdi, la ripresa negli anni 50 e 60, quindi tutti i momenti della storia italiana che chiaramente hanno influito notevolmente nello sviluppo di quest'ente, che però è rimasto sempre, è rimasto presente, è rimasto attivo proprio nell'arco di tutti questi 100 anni, riuscendo a cogliere quelle che erano le sfide del momento e le sfide proprio al settore del primario in particolare.